Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Inchiesta per gli appalti della rete idrica di Agrigento, finisce agli arresti domiciliari l'ex dirigente dell'ufficio tecnico di Licata Sebastiano Alesci, il procuratore Di Leo, la corruzione ha rallentato l'avanzamento delle opere. I carabinieri indagano su una lite finita a colpi di pistola in via Villa Grazia a Palermo. Uno dei contendenti ha estratto una pistola e ha fatto fuoco in aria. Chiuso il caso dell'accoltellamento avvenuto a Favignana nel Trapanese, finito ai domiciliari il 18enne fermato dai carabinieri dopo aver aggredito la madre della fidanzata e il suo compagno. Polemiche sul minuto di silenzio anticipato nel corso delle manifestazioni del 23 maggio per l'anniversario della strage di Capaci. La sorella del giudice Falcone dice: la memoria non è un cronometro. La battaglia dei parcheggi a Catania, il centro storico ostaggio di bande di extracomunitari. A rimetterci sono solo gli automobilisti, non mancano infatti le minacce di danneggiamenti. Le spiagge per i piccoli, la bandiera verde e il riconoscimento per le località balneari a misura di bambino. In Italia ne sono state assegnate 150, 18 sono in Sicilia e ben 6 in provincia di Ragusa. Calcio, le panchine delle big isolane. A Palermo è finita l'era Dionisi, in casa Catania Toscano dopo aver chiuso la prima stagione con l'eliminazione ai playoff con il Pescara dovrebbe iniziarne un'altra. La società vuole la sua conferma, ma sarà lui a sciogliere definitivamente le riserve. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania vince 13-6 la gara 1 della finale scudetto sulla SIS Roma e si porta sull'1-0 nella serie. Martedì a Roma gara 2. Bentrovati, in apertura l'inchiesta sugli appalti pilotati ad Agrigento. C'è un nuovo arresto ai domiciliari, l'ex dirigente dell'ufficio tecnico di Licata Sebastiano Alesci, già fermato a maggio. Il procuratore Di Leo sottolinea come il sistema corruttivo abbia compromesso il regolare avanzamento delle opere. Davide Sardo. Un nuovo arresto scuote l'inchiesta su appalti truccati e presunte tangenti in provincia di Agrigento. La squadra mobile ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare a Sebastiano Alesci, ex dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Licata, già coinvolto nell'inchiesta e ora finito ai domiciliari. Alesci era stato arrestato lo scorso 14 maggio dopo una perquisizione che portò al sequestro di quasi 20.000 euro in contanti. Rimesso in libertà dopo un giorno e adesso di nuovo sotto accusa per un presunto ruolo chiave nel sistema corruttivo insieme al deputato regionale Roberto Di Mauro. Nel mirino della procura di Agrigento, guidata da Giovanni Di Leo, diversi appalti milionari, dal rifacimento della rete idrica di Agrigento alla riqualificazione dello stadio Dino Liotta di Licata fino alla manutenzione della strada Salaparuta Santa Margherita Belice. Il procuratore Di Leo sottolinea come il sistema corruttivo abbia compromesso il regolare avanzamento delle opere, provocando ritardi ingiustificabili e danni alla collettività. Il quadro che emerge dalle indagini è tale da fare ritenere gravemente pregiudicato l'interesse della popolazione. Il rifacimento della rete idrica di Agrigento era stato finanziato nel 2015. Sono passati 10 anni e ad oggi, dice il procuratore Di Leo, i lavori sono in grave ritardo non per via dell'indagine, ma per un sistema compromesso. Ritardi, interessi occulti e il rischio di paralisi dei servizi pubblici, le indagini sono ancora in corso. Momenti di paura a Villa Grazia di Palermo. Una lite finisce a colpi di pistola, pioggia di telefonate al 112, ma all'arrivo dei carabinieri i contendenti si sono già dileguati. Maglio Viola. Paura in via Barone Scala, una piccola traversa di via Villa Grazia, strada centrale dell'omonimo quartiere di Palermo. Giovedì scorso, nel corso del pomeriggio, al culmine di una lite fra due uomini di cui non si conoscono le cause, uno dei due contendenti avrebbe estratto una pistola e sparato alcuni colpi d'arma da fuoco. Immediatamente gli abitanti della zona si sono chiusi in casa e sono giunte numerose telefonate al centralino di emergenza del 112. All'arrivo sul posto dei carabinieri e delle ambulanze, però, i contendenti erano scomparsi, avevano fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno avviato indagini su quanto accaduto e acquisito le immagini di molti sistemi di videosorveglianza. Dalla prima ricostruzione sembra però che in questo caso il pistolero non avesse intenzione di uccidere o di ferire. I colpi sarebbero stati esplosi in aria. Sulle indagini verte il più stretto riservo e non si riesce a sapere se questo episodio possa essere collegato a un'altra vicenda di qualche settimana fa, quando i carabinieri sequestrarono un arsenale impedendo una spedizione punitiva dei ragazzi di Brancaccio contro quelli di Falsomino.
Miele. Villa Grazia infatti è un quartiere che sorge a monte proprio di Brancaccio. Cresce comunque l'allarme sociale per i ripetuti episodi di violenza in città. La strage di Monreale di qualche settimana fa sembra aver alimentato una paura diffusa e un senso generale di insicurezza a tutti i livelli, in giovani e meno giovani. Si schiantano sulla saracinesca di un garage e muoiono. Tragico incidente nella notte scorsa a Partinico, morti 2 giovani di 21 e 25 anni. Desiree Ferlito. Stavano rientrando a casa quando ancora per motivi da accertare l'auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, è finita fuori strada in via Principe Umberto a Partinico, schiantandosi contro la saracinesca di un garage, sfondandola. Sono morti così Cristian Abate di 25 anni e Leonardo Di Blasi di 21, entrambi del paese in provincia di Palermo. L'auto è pesantemente danneggiata, come vediamo da queste immagini girate stamattina. Chi si trovava al volante ha perso il controllo ed è finito contro la saracinesca di questo garage. L'impatto è stato fatale. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Partinico. L'impatto è stato violentissimo. I giovani sono stati immediatamente trasportati all'ospedale di Partinico, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei 2 ragazzi. Scene di panico e disperazione da parte di parenti e amici. Risolto il caso dell'accoltellamento avvenuto a Favignana. Ai domiciliari è finito il 18enne fermato dai carabinieri dopo aver aggredito e accoltellato la madre della fidanzata e il suo compagno. Laura Spanò. È finito ai domiciliari il 18enne che nei giorni scorsi aveva accoltellato la madre della fidanzata e il compagno, entrambi intervenuti per sedare un litigio scoppiato tra i due. Ora il 18enne si trova ai domiciliari a Trapani, accusato di lesioni personali aggravate. Tutto è successo sulla più grande delle isole dell'arcipelago delle Eiga di Favignana. È notte fonda e i carabinieri vengono allertati dai medici del poliambulatorio che un giovane aveva aggredito 2 volontari del 118 della pubblica assistenza AMPS Paceco Soccorso, intervenuti per soccorrere lui e altre 2 persone raggiunte da diversi fendenti. La vicenda in quel momento sembra riconducibile solo allo stato di alterazione psicofisica del giovane. Arrivati alla guardia medica dell'isola, infatti, il 18enne aveva prima minacciato i 2 volontari con un coltello e un accendino, poi aveva iniziato a sferrare calci e pugni all'ambulanza fino a provare a metterla in moto per scappare via. Il giovane viene fermato dai carabinieri mentre la signora e il compagno venivano urgentemente trasferiti prima all'ospedale di Trapani e da lì a poco a Palermo. Le ferite ricevute avevano raggiunto diverse parti del corpo. Ora, a distanza di qualche giorno e dopo le opportune verifiche sul movente che aveva scatenato l'accoltellamento, il 18enne è finito ai domiciliari a Trapani. La DDA di Reggio Calabria ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili di tipo biologico nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del giudice Antonino Scopelliti. L'avviso è stato notificato a 21 indagati, tra loro i vertici di Cosa Nostra Catanese e il gota della 'Ndrangheta. Dopo il fucile fatto ritrovare dal pentito Avola nelle campagne di Belpasso, nel Catanese, accertamenti verranno effettuati sull'auto del giudice. Polemica per il minuto di silenzio anticipato all'Albero Falcone nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci. La sorella del giudice dice: la memoria non è un cronometro. Non volevano il confronto, hanno detto alcuni manifestanti, puntando il dito invece contro i ministri presenti ieri alle celebrazioni. Marco Gulla. Il 23 maggio continua a lasciare strascichi di polemiche. Questa volta a inasprire il clima è stato l'anticipo del minuto di silenzio sulla strage di Capaci, ovvero alle 17:58. Quando però è arrivato il corteo degli studenti alle 17:50, al grido di "fuori la mafia dallo Stato", l'ex presidente del Senato Pietro Grasso aveva già pronunciato i nomi di Falcone, Morvillo e degli agenti di scorta, seguiti dal silenzio. Ne è scaturita un'ulteriore contestazione da parte dei partecipanti del corteo. Siamo al minuto di silenzio, perché per noi è sacro il minuto di silenzio, per dimostrare che noi vogliamo fare memoria di Giovanni Falcone, Francesco Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Ciglio e Antonio Montinaro. Siamo qui per fare memoria.
Non volevano il confronto, hanno detto alcuni manifestanti, puntando il dito contro i ministri presenti ieri alle celebrazioni del 33° anniversario della strage di Capaci, ovvero Nordio, Piantedosi e Giuli. Non c'era alcuna voglia di alimentare polemiche. È vero, il silenzio del trombettista è arrivato con qualche minuto di anticipo, ha invece detto Maria Falcone, sorella del giudice ucciso. Per noi la memoria non è un cronometro, ma impegno in ogni attimo della nostra vita. Un anticipo però anomalo. Non era mai accaduto che il silenzio in occasione della strage di Capaci fosse celebrato minuti prima. Il centro storico di Catania ostaggio di bande di extracomunitari che chiedono il pizzo agli automobilisti, i quali finiscono sempre per rimetterci, anche subendo alcune minacce. Tonino De Mana. Ci sono risse ogni sera con coltelli e bottiglie rotte. Dalla sosta selvaggia al parcheggiatore selvaggio, capace di assalire per pochi euro o di dare vita ad autentici duelli rusticani per accaparrarsi un'area di sosta già di per sé a pagamento. Bande di extracomunitari lottano tra loro, si azzuffano, si sfidano a colpi di bottiglie o oggetti contundenti per averne il controllo, una sorta di pizzo con tanto di appostamento alle macchinette. Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, via Luigi Sturzo e il triangolo del malaffare. E a farne le spese sono gli automobilisti. In queste immagini il vetro in frantumi di una macchina, con il proprietario forse colpevole di non aver soddisfatto le richieste degli abusivi, tra l'altro sulle strisce blu. Le bande di cittadini extracomunitari organizzate per clan nazionali che si dividono in pratica i proventi di un'attività illecita che è quella del parcheggio abusivo. Catania, terra di paradossi, non si smentisce neanche in tema di parcheggi. In meno di 100 metri sono presenti 2 parcheggi AMTS, uno presidiato e custodito anche di notte, l'altro lasciato al suo destino, focolaio di insicurezza e di illegalità, dove gli extracomunitari stranieri, specie nordafricani, entrano in conflitto con senegalesi e nigeriani. Noi qua abbiamo una problematica assurda che ci fa distinguere a 50 metri di distanza in cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ci siamo rivolti al presidente della MTS, all'avvocato Vittorio, uno stimato professionista, per chiedergli di risolvere la situazione, cioè così come custodito questo, custodire quell'altro. Evidentemente non è stato possibile esaudirci al 100%. Negli ultimi tempi, ad onor del vero, i controlli interforze sono aumentati, ma non bastano per frenare una storica piaga. Annullata la gara da 466 milioni per il nuovo volto dei porti di Catania e Augusta, i rilievi dell'autorità anticorruzione e della Corte dei Conti. Giusy Lazzara. Annullata la maxi gara d'appalto da 466 milioni per rifare il look dei porti di Catania e Augusta. È stato il presidente dell'autorità portuale di Catania, Francesco Di Sarcina, a bloccare tutto dopo i rilievi dell'autorità nazionale anticorruzione della Corte dei Conti. Criticità a partire dall'importo, che era errato 176 milioni invece di 466, che dovevano servire per la gestione di 44 servizi portuali e una nuova stazione marittima. Una marcia indietro che Sarcina aveva giustificato con l'impossibilità a superare le criticità sollevate, tutto perché la piattaforma telematica non permetteva di modificare il bando, rivedere il capitolato, avendo anche già aperto le buste per la gara. Anche su questo erano emerse frizioni con i consigli comunali di Catania e Augusta che avevano acceso la polemica, e anche un'azienda che avrebbe voluto partecipare aveva presentato un esposto all'ANAC. La Corte dei Conti esprimeva perplessità anche sulla gestione finanziaria dell'autorità portuale per il 2021, pubblicato nel 2024. Guasto all'impianto idrico a Trabia, in provincia di Palermo. Da 4 giorni i rubinetti sono a secco. L'amministrazione comunale ha chiesto l'intervento delle autobotti della Protezione Civile. Il guasto è al pozzo speciale. La fine dei lavori di riparazione è prevista per martedì 27 maggio. E andiamo adesso a Ortigia. È stata presentata la collezione di abiti e costumi realizzati nel laboratorio sartoriale Le Tele di Aracne, un progetto artistico ma anche di inclusione sociale. Sentiamo Francesco Loi. Dalla mise da giorno e da sera ai costumi, tutto realizzato a mano. Nella sfilata in piazza Archimede a Ortigia, le modelle indossano abiti speciali.
È tutto cucito a mano, da chi è stato o è ancora in carcere, ma anche da chi ha subito violenza. Non pensavo di arrivare a questo punto perché non era il mio forte, però sto vedendo che non nascondo che ho delle doti. Cucito. Ago e filo alla mano per cucire, ma anche per stare insieme e socializzare. Siamo colleghi, amici, confidenti a volte anche con i miei colleghi, con i professori anche, c'è un bel rapporto. E così, con questo progetto chiamato Le Tele di Aracne, hanno realizzato questa collezione. Oggi raccontiamo delle storie di persone che riannodano i fili della propria vita attraverso delle nuove creazioni grazie a un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno. Da quasi un anno alla Borgata, in questo immobile confiscato alla mafia, si può trovare un nuovo punto di partenza. I nostri ragazzi vengono prima formati e poi introdotti in un ciclo di produzione. Imparano lavorando. Parliamo adesso delle località balneari più sicure e accoglienti per i bambini. 18 totali in Sicilia, 6 nel Ragusano, che si piazza tra le province italiane con il maggior numero di bandiere verdi, assegnate, pensate, da 3.000 pediatri italiani e stranieri. Veronica Barbarino. Mare non troppo profondo, assistenza ai bagnanti e spazio per giocare sulla sabbia. È l'identikit della spiaggia a misura di bimbo, in cui sventola la bandiera verde. In Italia ne sono state assegnate 150, 18 sono in Sicilia e ben 6 in provincia di Ragusa. A riconoscerle oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri. La Costa Iblea le ottiene per le spiagge di Marina di Ragusa, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria e Ispica. Per quest'ultimo comune è un riconoscimento di consolazione vista la mancata assegnazione della bandiera blu nei giorni scorsi. Per numero di bandiere, inoltre, la provincia ragusana si piazza tra quelle italiane con il maggior numero, a pari merito con Teramo e Venezia. Per il resto della Sicilia, 3 bandiere sono andate in provincia di Palermo, 4 a Trapani, una sola spiaggia nel Catanese, nel Siracusano e nell'Agrigentino, 2 le spiagge ideali per le famiglie nel Messinese. Non resta quindi che dare adesso il via all'estate, garantendo anche ai più piccoli vacanze sicure e divertenti e ai genitori un soggiorno sereno. E ci avviamo dunque verso l'estate anche ai grandi eventi che inevitabilmente la accompagnano. A Messina, per il doppio concerto di Vasco Rossi in programma tra meno di un mese, non si trova più una camera libera. Francesco Triolo. Quasi come una caccia al tesoro, cercare una camera per alloggiare tra il 21 e il 22 giugno a Messina è un'impresa. Per rendersene conto è sufficiente andare su uno dei maggiori portali online di ricerca di alberghi e B&B e ci si rende conto come su quasi 700 strutture registrate ci sia posto soltanto in 5 ed a prezzi più che raddoppiati. Il motivo è presto spiegato e basta guardare il calendario degli eventi previsti in città, il doppio concerto di Vasco Rossi che richiama fans da tutta Italia ma anche dall'estero, Malta in particolare. E non è un caso perché una situazione del genere, sempre scorrendo quel portale, si riscontra anche per il 28 giugno, concerto di Cesare Cremonini, e per il 18 luglio, concerto di Ultimo. Insomma, per Vasco Rossi c'è il 98% delle strutture occupate, per gli altri due siamo quasi al 92%. Questo per comprendere anche il peso dei grandi eventi per il tessuto economico. Uno studio ha certificato come per ogni euro speso la ricaduta sulla città è di 7 volte. Ogni euro di ricavo da parte di questi eventi impatta per 7 volte sul tessuto, cioè su 1 milione di euro di incasso 7 milioni si riversano sul tessuto socio-economico, tenuto conto che un biglietto costa mediamente da 70 a 100 euro per 40.000, per 8 concerti capite bene il moltiplicatore a che cifre arriva. E Messina si conferma come una delle città del sud preferite per l'organizzazione di concerti di grande richiamo. Già per il 2026 sono stati annunciati Eros Ramazzotti e Geolier, per il 2027 sono stati bloccati 2 grandi artisti. E noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo con la pagina sportiva. Eccoci con la pagina dello sport, primi movimenti in vista della prossima stagione per le società siciliane. Il Palermo e Dionisi sono ormai all'addio, mentre Toscano dovrebbe restare al Catania. Sentiamo.
Il Palermo e Alessio Dionisi, un divorzio già scritto e in attesa di essere ufficializzato. L'entourage dell'allenatore sta definendo la rescissione con la proprietà del Palermo. Fallita la promozione in Serie A, con l'eliminazione ai play-off per mano della Juve Stabia, il destino del tecnico è segnato e la panchina rosanero sarà presto ufficialmente vuota. Via Dionisi, in casa Palermo si pensa quindi al sostituto. Il casting è già iniziato da qualche giorno. I nomi più accreditati sono quelli di Alberto Gilardino, Filippo Inzaghi e Fabio Pecchia. Osti rimarrà come direttore sportivo ma sarà affiancato da un collaboratore. La società rosanera ha intanto annunciato il primo movimento ufficiale in uscita. Il difensore danese Graves è stato ceduto agli olandesi del PEC Zwolle. Ieri per il Palermo rompete le righe e arrivederci alla prossima stagione. Stesso copione anche per il Catania. Ieri al Cibalino il tecnico Mimmo Toscano ha diretto l'ultimo allenamento della prima squadra. Un Catania deluso e ferito per una stagione di alti e bassi e che i tifosi speravano potesse continuare fino all'ultimo atto dei playoff, ma così non è stato. Mimmo Toscano potrebbe restare, c'è cauto ottimismo sulla permanenza dell'allenatore che non vorrebbe lasciare il progetto a metà. Anche il club ateneo sembra orientato a confermare Toscano, prossima settimana incontro tra le parti. E in vista della prossima stagione sta già lavorando a fari spenti il Trapani, che però come prima cosa vorrà evitare, tramite ricorso, di partire con un segno meno in classifica a causa del deferimento legato alla gestione finanziaria del club e all'utilizzo dei crediti d'imposta, un po' come è successo al Brescia in Serie B. Il presidente granata Valerio Antonini promette battaglia. Adesso parliamo di pallanuoto femminile. L'equipe Orizzonte Catania vince la gara 1 della finale scudetto a cui si riferiscono le immagini. La squadra guidata da Martina Miceli si è imposta con il punteggio di 13-6. Le etnee vanno a riposo lungo sul 7-4 e allungano definitivamente nel terzo quarto fino a chiudere con la vittoria finale. In gol anche Tania Di Mario. È la finale pronosticata, di fronte ci sono le due squadre che hanno chiuso al primo e al secondo posto e che in semifinale si sono imposte in modo netto contro Trieste e Rapallo. La sfida fra le due big prosegue martedì a Roma, eventuale gara 3 a Catania sabato prossimo. E noi ci fermiamo, altra pausa. Davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.